Benvenuti, oggi è lunedì 6 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7:15 e tramonta alle 16:56. La luna sorge alle 11:14 e cala alle 23:45. Oggi è il giorno di San Guido. Il nome Guido deriva dal tedesco antico e significa istruito con conoscenza. Oggi 6 gennaio è la festa dell'Epifania del Signore nel mondo. Nata come celebrazione cristiana, celebrata da cattolici, ortodossi e da alcune confessioni protestanti, ricorda la visita dei magi a Gesù bambino. In Italia la Befana è una figura folcloristica che viene associata all'Epifania ed è rappresentata come una vecchia che porta doni e dolciumi o carbone zuccherato ai bambini. Anche in Spagna avviene uno scambio di regali, ma questa volta rimanendo legati alla tradizione dei Re Magi con il Dia de los Reyes Magos. Tanti festeggiamenti anche in Messico, in cui viene cucinata una ciambella dolce con una sorpresa al suo interno. Secondo la tradizione, la persona che, mangiando la torta, troverà il piccolo pupazzetto di porcellana avrà fortuna durante tutto l'anno. Buon compleanno al leggendario molleggiato Adriano Celentano, che oggi compie 87 anni. Ha iniziato la sua carriera come imitatore di Elvis Presley, per poi diventare uno dei cantanti italiani più famosi e amati di sempre. Tra i suoi brani più celebri ci sono 24.000 baci e Azzurro. È stato anche un grande showman, attore e regista, partecipando a film di successo come Il bisbetico domato, Innamorato pazzo e Segni particolari, bellissimo. Festeggia 39 anni la supermodella Irina Shayk. Ha iniziato a sfilare a 19 anni e da allora ha posato per le copertine di riviste prestigiose come Vogue e ha lavorato per marchi famosi come Armani, Versace e Burberry. Nella sua vita privata ha avuto una relazione con il calciatore Cristiano Ronaldo e poi con l'attore Bradley Cooper, da cui ha avuto una figlia. Infine auguri a Filippo Neviani, in arte NEC, che oggi spegne 53 candeline. Ha iniziato a suonare la batteria e la chitarra da bambino, per poi formare il suo primo gruppo musicale a 14 anni. Il suo successo è arrivato nel 1997, quando ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Laura non c'è, diventato un tormentone internazionale. Era il fratello del nostro Presidente della Repubblica. Piersanti Mattarella, governatore della Sicilia, venne ucciso dalla mafia a Palermo il 6 gennaio del 1980. Raggiunto da colpi di arma da fuoco in via Libertà, morì mezz'ora più tardi in ospedale. Al termine di una lunga vicenda giudiziaria furono condannati all'ergastolo come mandati principali i boss di Cosa Nostra, tra i quali Totò Riina e Bernardo Provenzano. Sapete come funzionano i forni a microonde? L'energia dell'onda elettromagnetica generata dal nostro dispositivo da cucina interagisce con gli elettroni delle molecole d'acqua contenute nel cibo. Queste molecole iniziano ad oscillare e a muoversi sempre più velocemente fino ad aumentare la temperatura totale del cibo, che risulterà quindi più caldo. State tranquilli, la cottura dei cibi al forno a microonde non fa male alla salute e non aumenta il rischio di cancro. Lo strumento, se non presenta danni strutturali, è sicuro sia per la cottura che per noi umani. Buona Epifania ai 12. Quali saranno i doni che porteranno i magi ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme. Ariete, oggi la luna riparte proprio da voi e il ciclo zodiacale si compone di una grande veemenza emotiva, proprio perché Nettuno alla fine dei pesci ancora rimane congiunto a questa luna che si connette al vostro Marte, quindi oggi un sussulto di energia e un fremito nuovo, anche se Mercurio vi raccomanda di essere delicati nel parlare.
Toro, la vostra giornata oggi è una giornata che ha un qualcosa di speciale, un'intuizione decisamente acuta che potrebbe anche chiarirvi qualche sospetto che avete. Un sogno oppure un consiglio verranno portate in maniera alquanto inconsueta al vostro sentire. In tutto ciò oggi è una giornata molto dolce da dedicare all'amore. Gemelli. Il vostro Mercurio proprio oggi non va d'accordo con Luna e Nettuno, oggi però sarete molto bravi a capire e comprendere le esigenze di chi vi sta intorno e anche a scoprire un dolore in fondo al cuore di qualcuno e a essere confortanti e molto amorevoli. Cancro, la vostra Luna oggi riparte proprio dall'Ariete, ma rimane un po' acquatica con la sua congiunzione con Nettuno. Mercurio di contro vi raccomanda una certa delicatezza espressiva, ma sicuramente il vostro cielo è pieno di emozioni e di voglia di fare. Leone, a proposito di voglia di fare, il vostro Marte che è in bilico tra voi e il Cancro sta retrogradando nel segno precedente, viene comunque corroborato da un'energia intuitiva e molto sentimentale. Seppure Mercurio ancora non riesce ad esprimersi bene, oggi sarete molto empatici con il partner. Volete però tutta l'attenzione su di voi, cercate di spostarla anche sui piccoli e chi ha bisogno un po' di un occhio di riguardo. Vergine, oggi la Luna dismette sicuramente la sua opposizione tecnicamente, ma quello che crea nello zodiaco tra Mercurio e Nettuno è ancora un po' confuso per voi. Probabilmente volete delle risposte, magari da persone che amate, ed è necessario che siate un po' più forti nel farvi rispondere in maniera ferma e decisa. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata con la Luna in opposizione, una Luna un po' confusa, congiunta a Nettuno e che quindi crea un po' di miraggi, forse degli abbagli. Oggi con la vostra critica probabilmente cancellerete delle illusioni che hanno creato delle aspettative un po' fallaci. Scorpione, giornata oggi un po' magica per voi, parla sempre di intuizione e di una riattivazione un po' di un Marte che fa un po' le bizze. Il vostro cielo comunque muore dalla voglia di capire se la strada che avete imbroccato, soprattutto sentimentalmente, è quella giusta. Oggi avrete le risposte. Sagittario, Luna di Trigono oggi e inizia comunque una certa chiarezza, al netto del fatto che Mercurio, con la quale contrasta proprio, è assolutamente mal disposto. Con le intuizioni andiamo bene, con le parole un po' meno, quindi magari riservatevi del tempo prima di emettere sentenze o valutazioni. Capricorno, giornata oggi con una luna che inizia la quadratura, una luna un po' misteriosa, qualcosa vi turba, qualcuno avrà pur detto qualcosa che vi ha lasciato un po' di stucco. Cercherete di capire bene le motivazioni di chi vi sta intorno, anche se non scatterete subito in difesa perché non vi sentite immediatamente attaccati, dovrete solo capire. Acquario, giornata decisamente molto bella e dinamica, proprio perché la luna vi regala amicizia, ma anche intuizione ed emozione. Giornate geniali per proporre qualcosa e anche divertenti perché brillanti e assolutamente piene di talento. Pesci, giornata oggi che prevede l'allontanamento della Luna, ma che rimane comunque legata al vostro Nettuno. Ancora emozioni forti, ancora qualcosa da decidere, delle prese di posizioni e anche da lontano darete delle direttive efficaci con la vostra dolcezza, sì, ma saprete anche farvi ascoltare. Fu nell'amichevole di calcio contro l'Ungheria il 6 gennaio del 1911 che una nazionale italiana indossò per la prima volta la maglia azzurra. Era il colore della stemma nobiliare di Casa Savoia. A Milano vinsero gli ospiti 1-0. Oggi vi parlerò di un'espressione che usiamo spesso per descrivere un lavoro fatto con cura e attenzione: per filo e per segno. Questa espressione ha un'origine antica e particolare che riguarda il lavoro degli imbianchini.
Per segnare le superfici da dipingere usavano una corda bagnata nella vernice colorata che lasciavano andare di colpo, creando un segno che fungeva da guida. Da questa tecnica nacque l'espressione per filo e per segno. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Aveva un disturbo istrionico di personalità o era inviata da Dio? Giovanna d'Arco, vissuta nel XV secolo, è considerata una delle più grandi eroine di tutti i tempi, ma anche una delle figure più misteriose, con le sue visioni, i digiuni, i capelli tagliati e la castità, fino alla morte al rogo, bruciata come una strega. Ci salutiamo con la frase del giorno. Adriano Celentano diceva: il matrimonio è un'esagerazione, come uno che ha fame e si compra un ristorante. E con questo anche la puntata di oggi termina qui. Ogni giorno scopriamo insieme tanti personaggi e fatti interessanti dal mondo, quindi restate connessi anche domani per non perderne di nuovi. Appuntamento a domani con l'Almanacco, sempre in onda alla stessa ora. Buon inizio settimana e buona giornata dalla vostra Martina.